Una pressione fiscale complessiva pari al 61,4% in aumento, ma la tassazione nelle città sarde è superiore alla media italiana. Sassari è la città più tassata della Sardegna con una pressione fiscale del 66,5%. Un reddito d'impresa di 50.000 euro al netto delle tasse si assottiglia a 16.754 euro. In media le piccole e medie imprese italiane hanno una pressione fiscale del 61,4% e lavorano fino all'11 agosto solo per pagare il fisco. Un imprenditore sassarese deve lavorare fino al 30 agosto per pagare le tasse. A seguire Olbia, Cagliari, Nuoro, Oristano, mentre Iglesias e Carbonia sono graziate dalle agevolazioni nazionali. E questo è il quadro della pressione fiscale sulle imprese sarde tracciato dall'Osservatorio permanente sulla tassazione delle piccole imprese della CNA, che ha misurato e quantificato la pressione fiscale di 137 comuni italiani facendo riferimento ad un'azienda italiana tipo, un'impresa manifatturiera individuale con 5 dipendenti, un laboratorio, un negozio e un reddito di 50.000 euro all'anno. Le piccole imprese sarde continuano ad essere le più tartassate in Italia e debbono lavorare gran parte dell'anno per pagare l'erario, hanno sottolineato Pierpaolo Piras e Francesco Porcu, presidente e segretario regionale della CNA Sardegna. È giunto il momento di intervenire su un sistema fiscale evidentemente squilibrato per un fisco più equo e sostenibile per gli artigiani e le piccole imprese. La crescita della pressione fiscale sulle piccole imprese non è però ineluttabile, sottolineano Piras e Porcu. Secondo l'associazione la curva della total tax rate, se fossero attuate alcune proposte di riforma presentate dalla CNA, si impennerebbe all'ingiù. L'aumento della franchigia IRAP dagli attuali 13.000 euro ai 30.000 euro determinerebbe una riduzione di 1,4 punti percentuali. Ancora più consistenti sarebbero gli effetti delle riforme con l'adozione del regime IRI al 24% già prevista per il 2018 che porterebbe il total tax rate al 59,2%. A fare l'effettiva differenza per la CNA sarebbe l'introduzione della totale deducibilità dell'IMU sui beni strumentali delle imprese, capannoni, laboratori e negozi. In questo caso il total tax rate crollerebbe al 57,4%. L'applicazione contemporanea delle tre misure, conclude la CNA, porterebbe il tutto al 53,5%.